Signori, buon pomeriggio, ecco qui con Berto, ecco Bertino, Berto cane esperto, ecco qua un saluto da Berto. E signori, un ringraziamento a tutti quelli che mi vedono, siamo arrivati su Facebook, sulla pagina Galanterni, e qua ringrazio anche Luca Pego che mi segue su questa pagina, siamo arrivati a quasi a 5 milioni di visualizzazioni, quindi un ringraziamento vergognosissimo a tutti quanti, mi chiamano dalle Filippine, mi mandano un mandi dalla Thailandia, dall'Olanda, dal Cagliari, insomma una bella cosa, mi dicono grazie che ci fai un momentino ridere, io cerco di far ridere in questo momento un po' particolare. E questa barzelletta la dedichiamo a tutti i nonnetti che vanno a rinnovare la patente. Allora c'è questo nonnetto che, sai tu, un taglietto ogni tanto, così colà, ma come sono chiusi i bar, vado a rinnovare la patente. Però i nipoti gli dicono all'ingegnere, guardi che il nonno che ha 90 anni, sei anche lucido, però sarebbe un momentino di fermarlo perché è un intralcio al traffico, c'appa la panda, mi va in giro, non il pol. Allora, vedo io. Arriva Pieri all'ingegnere, arriva là, ingegnere buongiorno, ho portato gli esami del sangue, ho portato qua, ecco, la visita a Torino o Milano, la visita oculistica, ecco qua. Allora, ecco, sì, però signor Pieri, Calvioni, che da quest'anno, anche già dall'anno scorso, sa che siamo in Europa, purtroppo, no, purtroppo siamo in Europa, quindi ci sono da rispondere a 3 domande, oltre alla visita che le faccio, e non ci sono problemi. Allora, guardi, prima domanda, è una strada buia, verso di lei un faro ugnolo. Cos'è? Non ci sono problemi. Questo veicolo è una moto, bravo, vede? Sì, ma che tipo di moto? È una Yamaha, un Harley Davidson, un Honda, una Kawasaki? No, scusi, ingegnere, come faccio a sapere che... ma l'Europa chiede questo, lei da un faro deve capire. No, ma è una roba vergognosissima. Seconda domanda, mi dica, allora, sempre una strada buia, verso di lei 2 fari, a forte velocità verso di lei, strada buia. Cos'è? Qua non ci sono problemi, è un'autovettura, una macchina. Bravo. Vede? Sì, ma che tipo di auto? È una Fiat? È una Citroën? È una Renault? È una... No, scusi, 2 fari, non si può capire. No, in base ai fari l'Europa ci chiede, ma che tipo di auto è? No, ma è una roba più che vergognosissima, anche nauseabonda. Ma no, allora, terza domanda, bisogna rispondere. Pronti? Allora, sempre strada buia, verso di lei 2 fari grandi e un giro di fanali sopra. Verso di lei molto lentamente, una roba grande, non c'è un problema, è un camion. Bravo, ecco, sì, ma che tipo di camion? È un Scania, è un Iveco, è un Renault, è un Fiat. No, ma scusi ingegnere, allora mi ciappi a palco. Ma no, l'Europa ci chiede questo. Lei purtroppo, signor Pieri, non posso dare l'abilità. Niente, non posso rinnovare la patente, ci vediamo il prossimo anno. Orca puttane. Ma scusi, qui guida le panne, mi dispiace. È da firmare da qualche parte. Sì, mi firmi qua, grazie. Ingegnere, ci vediamo il prossimo anno. Ma scusi, prima che esca, posso farle io una domanda? Mi dica, Pieri, allora no? C'è sempre quella strada buia che lei mi diceva prima nelle domande. Ecco, fuori da nel ciglio di questa strada buia, c'è un bidone con un fuoco e vicino a questo bidone con un fuoco, è vero, c'è una ragazza, una donna con una minigonna di un tacchi, che è una roba vergognosissima, e sopra quasi no. Cos'è? Beh, signor Pieri, strada buia, fuoco, insomma, no, sì, tacchi, sì. Sì, lì è una puttana. Facile dire una puttana. È sua madre, sua sorella, sua zia. Là, signori, con questa barzelletta, Berto è già là, io vi ringrazio ancora, abbiamo raggiunto i 5 milioni di visualizzazioni, di mi piace, sul canale YouTube. Andate lì, fatevi una risata, se possiamo farvi ridere ci arriviamo. Da Casa Gala, state a casa, ciao, ciao, ciao.